Ciao, benvenuto. Questa sera sono sul Mataiur, ho preso la macchina e ho raggiunto il rifugio Pellizzo, che è il rifugio gestito del Monte Mataiur. Ci si arriva mediante una comoda strada asfaltata che porta fino a circa 1200 metri. Poi dal rifugio, se si vuole raggiungere la cima del Mataiur, bisogna camminare circa 40-45 minuti, dipende un po' dal passo, per raggiungere la chiesetta che è proprio sulla cima, ed è quello che sto facendo io in questo momento. Quindi ho lasciato la macchina giù al rifugio Pellizzo, che adesso è aperto, durante la bella stagione è aperto, e mi sono incamminato per raggiungere la chiesetta. Penso starò così una mezz'oretta, un 40 minuti, e l'obiettivo è arrivare sulla cima dove c'è la chiesetta, che adesso forse tra un po' te la faccio vedere, che inizia ad intravedersi. E ti dicevo, quindi l'obiettivo è salire alla chiesetta per vedere il tramonto. Dovrei farcela senza problemi. Adesso sono le 8 meno un quarto, quindi sono già partito da circa un 10 minuti, dovrei arrivare con un buon margine. Ci sono un po' di nuvole giù in pianura, c'è un po' di umidità, quindi forse non sarà proprio un tramonto spettacolare, ma insomma secondo me non deve essere male comunque. Il primo obiettivo della mia salita di questa sera è la chiesetta che vedi, che forse vedi qui dietro di me. Comunque dopo ovviamente te la faccio vedere meglio. Quella è la prima tappa dove mi fermo a guardare il tramonto. Poi vorrei scendere, c'è un altro rifugio che però viene gestito da degli sloveni, che dovrebbe avere sempre uno spazio aperto, ci sono delle panche fuori, e volevo andare lì per mangiare una cosa. Poi ho la torcia frontale e torno giù col buio. Quindi adesso affronto l'ultimo pezzo e ci sentiamo quando arrivo in cima. Dopo circa mezz'ora di cammino sono arrivato sulla cima del Mataiur. Questa è la chiesetta, mi sono messo qua dietro perché come al solito qua tira sempre un po' di vento e non so se si senta, allora qui dietro sono un po' più riparato e riesco a parlare un po' meglio. Questa è la cima del Mataiur, c'è la chiesetta e c'è un monumento degli alpini qui dietro. Qui sul Mataiur si è combattuto anche qui durante la prima guerra mondiale. Questa era qui c'era la seconda linea, la prima linea era sui monti qui un po' nella foschia dove c'è il Kolovrat, dove c'è stato lo sfondamento della disfatta di Caporetto, per cui hanno sfondato sul Kolovrat. Qui i soldati hanno cercato di riorganizzare una difesa, ma praticamente sono stati sbaragliati quasi subito dagli austro-ungarici perché non era stato trincerato, non era stato fortificato, e poi la forza dello sfondamento a seguito di Caporetto è stata tale che anche le truppe di pattuglia che erano su questi colli sono cadute ben presto. Qui il Mataiur è uno splendido balcone sulla pianura friulana e sul golfo di Trieste. Purtroppo c'è molta umidità e non si vede un granché.
si vede un po' di più verso la Slovenia. Qui dietro c'è il Monte Nero, Monte Rosso, sotto la Valle dell'Isonzo, si vede anche un po', mi pare si veda per l'appunto Caporetto, e poi un po' insomma si vedono le valli del Natisone. Invece dall'altra parte una bellissima vista sul Canin, parte slovena, e in generale sulle Alpi Giulie. La camminata qui è molto semplice, ci sono altri sentieri, insomma il più veloce è quello lasciando la macchina qui sotto al rifugio Pellizzo, però è molto semplice, ci sono anche altri sentieri e anche nella sua semplicità mi piace molto, è così pratoso, ha dolci pendii, poi è pieno di fioriture, ci sono delle bellissime fioriture e poi il panorama, bello veramente in tutte le stagioni, di giorno e di notte. A me piace tornarci, cioè almeno anche qui, almeno una volta all'anno vengo a fare un giro, perché per l'appunto è facile e a me piace molto. Quello che vedi laggiù è il rifugio che raggiungerò tra un po', quando ci sarà il tramonto. Quello lì si chiama Donna Mataiure, è un rifugio, è in territorio italiano ma viene gestito tipo da un club alpino sloveno. I fine settimana è aperto, si può mangiare qualcosa di caldo, altrimenti c'è una veranda sempre aperta. Dopo cercherò di fartela vedere, vediamo se c'è ancora luce, comunque se no con la torcia frontale. Purtroppo, come in molti posti dove c'è una vista molto bella, hanno messo delle antenne, c'è questo mega antennone con una stazione meteo che rovina un po' la vista. Alla fine ho deciso di andare fuori a mangiare e riscaldare il mio frigo, perché qua dentro faceva veramente caldo e quindi mi sono messo fuori sui tavoloni, si stava bene. Poi adesso pian piano sta calando la luce e iniziava a essere è molto umido e adesso c'è anche un po' di aria, quindi sono tornato un attimo qui dentro nella veranda. La cena davvero ottima, il frigo così già pronto, è una cosa veloce, va davvero bene. Io l'ho tenuto circa un paio di minuti per lato, si è scaldato, è venuto bello morbido, davvero ottimo, una buona soluzione. Tanto sono sottovuoto, penso che resistano anche abbastanza, anche se non sono conservati in frigo. Molto veloce, si scalda in un paio di minuti e via. Se non sei del Friuli Venezia Giulia,
se non hai mai assaggiato il frigo ti consiglio vivamente di farlo, perché probabilmente credo sia uno, se non il miglior, il più buon piatto della cucina friulana. Praticamente è diciamo, un tortino di patate e formaggio. Magari ti lascio sotto una ricetta così vedi come si fa. È veramente la fine del mondo, una bomba calorica. Ovviamente quello fatto sul momento è molto più buono, però anche questi già pronti non sono davvero male. Sono tornato alla macchina e purtroppo non ho girato più di tanto perché di notte con la GoPro non viene un granché. La macchina fotografica non ho quella solita, ne ho un'altra e non so che qualità abbia di notte, vediamo se è venuto qualcosa e se no mi dispiace. Allora, come ti dicevo, sono tornato alla macchina, giro finito. Anche per la discesa sono stato veramente poco, una ventina di minuti. È un giro veramente facile e perfetto per le notturne. Prima di salutarti voglio fare un saluto ad un gruppetto di ragazzi che ho incontrato mentre scendevo, loro stavano salendo. Soprattutto saluto la ragazza che mi ha riconosciuto e nonostante fosse buio mi ha riconosciuto. Questo dimostra che ormai sono diventato famoso e la gente mi riconosce anche di notte. Dopo questa direi che il video va concluso e probabilmente potrei anche fare a meno di continuare a fare video. Quindi io ti saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie e a presto. Ciao ciao.